Ho fatto un'altra volta le valigie. Da Padova col Burchiello, sulla Brenta, parto alla volta di Venezia. Il cielo si è rimesso al bello e spero dunque di contemplare le lagune e la signora del mare in un giorno sereno. In una bella mattinata di settembre del 1786, Wolfgang Goethe, arrivato da pochi giorni in Italia, parte da questa scalinata alla volta di Venezia. È Porta Portello, immortalata dal canaletto in un celebre quadro, il punto d'imbarco per i viaggiatori che vanno da Padova verso la laguna. Oltre a Goethe, anche Foscolo, Byron, Shelley partono di qui alla volta di Venezia. Scorrendo sull'acqua del Piovego, spicca lungo la cinta muraria cinquecentesca l'immensa mole del bastione semicircolare di Castelnuovo. Il fianco del bastione scopre la porta fluviale di San Prosdocimo, sulla quale è visibile uno dei pochi leoni veneziani salvatisi dalle distruzioni del 1797, quando i padovani abbandonarono la Serenissima e abbracciarono le idee rivoluzionarie che dalla Francia si diffondevano in tutta Europa. Superati il bastione del castello e la golena a San Massimo, appare il medievale Ponte dei Graissi. È questo ponte di impianto romano l'ideale punto di distacco da Padova e la porta d'ingresso nel territorio rivierasco. Lasciata Padova, il Piovego ci conduce fino a Noventa. Sulle sponde di questo canale, scavato dai padovani in epoca medievale per congiungere Bacchiglione e Brenta, incontriamo Villa Giovanelli. Immersa nel verde della campagna, edificata nel Seicento su progetto di Antonio Gaspari, fu dimora di patriarchi e nobili. Di armoniosa e monumentale bellezza, è famosa per il magnifico pronao, preceduto ed esaltato da una sontuosa scalinata. È un luogo di grande fascino. Il felice connubio tra la villa e il magnifico parco crea un'atmosfera che a questo punto dell'itinerario costituisce un appropriato preludio all'armonia di spazi e di forme della riviera. Passati dal Piovego al Brenta, dopo la conca di Stra, incontriamo Villa Pisani. Imponente e maestosa come una reggia, è forse la più celebre e la più conosciuta tra le ville della Riviera. Nella facciata rivolta verso il Brenta spicca la balconata, dalla quale si innalzano grandi semicolonne corinzie su cui poggiano il cornicione e il timpano triangolare ornato di statue. Celebrata da artisti e scrittori, costituisce uno dei migliori esempi di architettura settecentesca. Fu progettata da Girolamo Frigimelica e Francesco Maria Preti e completata entro la metà del Settecento. Colpisce per la plasticità e la sfarzosità architettonica, oltre che per l'armonia del suo inserimento nello spazio circostante. All'interno raccoglie pregevoli dipinti e affreschi.
La decorazione del Salone delle Feste fu l'ultimo impegno pittorico in patria di Giambattista Tiepolo prima di partire per la corte di Madrid. Ha accolto molti ospiti illustri, da Napoleone a Eugenio Beauharnais, da Vittorio Emanuele II fino a Hitler e Mussolini, del cui primo incontro nel 1934 fu teatro. Grazie al giardino e alle scuderie, la villa mantiene ancora oggi, nonostante le spoliazioni subite, l'aspetto della reggia settecentesca. Il colpo d'occhio della villa e del parco richiama la felice combinazione di spazi e volumi tipica dell'architettura veneta, che qui trova un'espressione di insolita magniloquenza. Il parco, in particolare, è impreziosito da statue settecentesche e provvisto di un'enorme vasca. Originale e ricco di fascino è anche il labirinto della villa, costruito in siepi di bosso. Attorno ad esso sono fioriti aneddoti e leggende, una delle quali vuole che al gentiluomo che per primo si fosse districato tra i misteriosi passaggi del tracciato fino a raggiungere la torretta toccassero in premio le grazie della bella fanciulla che colà aspettava. Anche D'Annunzio fu affascinato da questo luogo e ambientò nel labirinto di Villa Pisani una scena del romanzo Il fuoco. Nelle vicinanze di Villa Pisani si trovano Villa Foscarini Rossi e Villa Barbariga. Villa Foscarini Rossi è un complesso architettonico seicentesco costituito da due strutture separate, villa e foresteria. La villa, dalle linee palladiane, fu realizzata dall'architetto vicentino Vincenzo Scamozzi fra il 1586 e il 1605. Negli affreschi della foresteria, entro prospettive di Domenico Bruni, che sfogò tutto il suo estro in una ascensione festosa di cornici, colonne e fastigi, Pietro Liberi dipinse scene mitologiche e allegoriche, investendo soffitto e pareti. Poco oltre Villa Pisani, sempre a Stra, sulla riva destra del Brenta, si trova Villa Lazzara Pisani, detta la Barbariga, perché fu dimora di Chiara Barbarigo Pisani. È caratterizzata dall'insolita disposizione orizzontale. Ha corpo centrale barocco, con ali simmetriche aggiunte alla fine del Settecento. La facciata rivolta all'acqua è più semplice di quella interna, nella quale si aprono eleganti porticati e l'esteso parco all'inglese. Dopo Stra, il Brenta lambisce Fiesso d'Artico. Il corso del Naviglio che conduce a Venezia lungo la riviera corrisponde grossomodo al tracciato originario del Brenta. Tra il Cinquecento e il Seicento, la limitazione dei traffici con l'Oriente impone all'aristocrazia mercantile veneziana un processo di tesaurizzazione nella terraferma. Attraverso massicci investimenti agricoli, la riviera del Brenta, pur conservando il suo ruolo di via d'acqua commerciale, utilizzata per smistare le merci affluite al porto veneziano, diviene un sistema economico di vitale importanza per la vita della Serenissima. Questo sistema si concreta nella villa, vera e propria struttura economica, prima ancora che fatto sociale e artistico. Donde frequente un mormorio si sente, esco all'aperto e riconosco il dolo.
e dall'alto impinguar vedo un torrente d'acque richiuse e pareggiarlo al suolo. Così Goldoni definisce l'incontro con Dolo, un impatto innanzitutto sonoro. L'attrattiva principale del posto è costituita dai vecchi mulini risalenti al XVI secolo. Dal ponte di sostegno dotato di numerosi cancelli di regolamentazione in pietra si distaccano 3 accessi che conducono all'interno. Sono segni e tracce che ancora oggi testimoniano della vitalità dell'economia rivierasca dei tempi d'oro, quando attorno al Naviglio e alle ville prosperava un vivace e variegato sistema economico e sociale, nel quale fiorivano le più diverse attività produttive e artigianali. Accanto ai mulini vi è l'unico squero rimasto nella riviera. Lo squero era la bottega artigianale, ove si costruivano e si riparavano le imbarcazioni e dove convergevano le varie attività degli artigiani residenti nelle piccole abitazioni circostanti. Quello di Dolo risale al XVI secolo. Lasciandoci alle spalle Dolo, dopo aver oltrepassata la chiusa moderna e la confluenza di un vecchio ramo del Brenta, tra la vegetazione che fiancheggia il fiume appare in un ampio giardino Villa Ferretti Angeli, progettata nel 1596 da Vincenzo Scamozzi. Ha un corpo centrale coronato da un timpano che poggia su lesene ioniche ripetute anche nelle ali laterali. La concentrazione di ville e dimore sulle rive del Brenta si fa così forte tra il Cinquecento e il Settecento che la riviera appare come una continuazione del Canal Grande. Le costruzioni si rifacevano alle architetture cittadine, ma si arricchivano anche delle strutture necessarie alla produzione agraria. Il piacere della vita fuori città inizialmente rimaneva in secondo piano rispetto alla scelta economica di investire nell'attività agricola. Con il passare del tempo, tuttavia, la villa diviene soprattutto luogo di delizia e di villeggiatura, un'abitudine alla moda per l'aristocrazia veneziana che in villa si diverte, si ritempra e tesse trame politiche e sociali. Oggi la Riviera del Brenta annovera oltre 70 ville, quasi tutte circondate da parchi e giardini. L'ingresso a Mira è anticipato da un ponte girevole che consente di conciliare la navigazione fluviale con il traffico terrestre. Il toponimo Mira deriverebbe dal culto di San Nicolò, vescovo di Mira, antica città della Licia. Culto diffusosi nella zona ad opera dei battellieri del Brenta, che avrebbero fatto parte dell'equipaggio della spedizione veneziana che trasportò i resti delle reliquie di San Nicolò a Venezia. All'uscita di Mirataglio il Naviglio si biforca, lasciando a sinistra l'antico corso che attraversa l'abitato di Miraporte, dove erano le chiuse interrate nel 1936. Dopo aver oltrepassato la nuova chiusa e il ponte, sulla riva destra ci avviciniamo a Villa Querini Stampalia del primo Cinquecento.
Il complesso ha un grande corpo centrale decorato da affreschi di Bonifacio De Pitati e barchesse laterali. Proseguendo lungo il corso d'acqua troviamo due splendide ville, Widman e Valmarana, poste una di fronte all'altra. La prima, ora di proprietà della provincia di Venezia, sulla riva sinistra, fu eretta nel 1719 assieme alla barchessa e all'oratorio. È il risultato di una profonda trasformazione eseguita dai Widman intorno al 1750 su di un precedente insediamento degli Sherryman, progettato dall'architetto Tirali. Nel soffitto della sala centrale, il ciclo decorativo di Giuseppe Angeli celebra le glorie di questa famiglia tedesca trapiantata a Venezia dalla Carinzia fin dalla fine del Cinquecento e iscritta nel libro d'oro della nobiltà veneta nel 1646. Nell'affresco vengono raffigurati alcuni episodi eroici di storia romana che inquadrano le due grandi scene delle pareti con il sacrificio di Ifigenia e il ratto di Elena, rappresentazioni di moda nel Settecento riprese dalla storia e dalla mitologia classica. Il giardino della villa è ornato da numerose statue settecentesche, in parte provenienti da ville ora demolite. Per quanto riguarda Villa Valmarana, costruita nel Seicento, dell'edificio originario rimangono oggi soltanto le due barchesse. Quella di destra è circondata da un parco giardino molto curato, limitato su di un lato dalle rive del fiume. Il complesso risulta particolarmente gradevole per il solenne colonnato, per la felice ubicazione e per gli affreschi interni della seconda metà del Settecento, attribuiti a Michelangelo Schiavoni, detto il Chiazzotto. Superato il ponte girevole, il naviglio continua il suo corso rettilineo bagnando Oriago, fino al 1405, posto di confine tra i territori di Padova e Venezia. In lontananza, sulla riva destra, appaiono Villa Gradenigo e Palazzo Mocenigo. Villa Gradenigo, cinquecentesca costruzione a pianta cubica, era un tempo affrescata anche all'esterno. Nei saloni interni ha vaste decorazioni parietali attribuite a Benedetto Cagliari, fratello del Veronese, e ad altri pittori di scuola padovana. Appena oltre Villa Gradenigo segue l'imponente prospetto del settecentesco Palazzo Mocenigo, ora sede universitaria. Il palazzo ha un timpano curvilineo leggermente aggettante che racchiude il corpo centrale. Uscendo da Oriago, il tessuto edilizio comincia a diradarsi. Dopo un breve tratto di naviglio, appare improvvisamente tra i salici, caratterizzata dalla solenne facciata da tempio antico, uno dei gioielli della Riviera, la Malcontenta, dimora della famiglia Foscari. Fu costruita nel 1560 da Andrea Palladio per Niccolò e Albise Foscari, due tra i più illustri patrizi veneziani. Il maestoso pronao con le 6 colonne ioniche posa su di un alto basamento, cui si accede da 2 rampe.
Sotto il dominio dell'Austria, che privilegia Trieste, Venezia decade definitivamente. Anche la Riviera segue la città nel declino. La decadenza si fa ancora più profonda con il passaggio al Regno d'Italia. L'esosa tassa sulle proprietà monumentali spinge molti nobili a trasformare le ville in residenze agricole. Lasciata la malcontenta, ci si avvicina alla chiusa di Moranzani, situata poco prima di Fusina. Questa chiusa del Settecento costituì all'epoca un vero prodigio di ingegneria idraulica e permise una perfetta regolazione delle acque del Naviglio. L'ingresso in laguna è di grande suggestione. In lontananza si profila la magica silhouette di Venezia. Piano piano l'orizzonte si riempie del frastagliato di segno di case, palazzi e chiese, annunciando la regina del mare. A questa città unica al mondo furono legati per almeno 4 secoli la vita politica e le sorti di una vasta parte del nord Italia e quindi anche della riviera del Brenta. Mercanti, avventurieri, viaggiatori a migliaia hanno goduto lungo i secoli di queste suggestive visioni, arrivando in laguna per via d'acqua. L'anno 1786, il 28 settembre, alle 5 di sera, vidi per la prima volta Venezia entrando nelle lagune dalla Brenta e poco dopo avrei toccato il suolo e visitata questa meravigliosa città di isole, signora e sposa del mare.